Siamo orgogliosi di presentare questo straordinario progetto che vede la Regione del Veneto e il Consiglio regionale del Veneto protagonisti per un grandissimo evento da farsi in Roma. Un evento che risulta nelle celebrazioni ufficiali per i 1600 anni di fondazione di Venezia e che sarà il biglietto migliore della cultura veneta in quel di Roma, in quella basilica che fu per anni e secoli luogo delle ambascerie venete presso la capitale. E sarà protagonista con me l'Orchestra Giovanile Filarmonia Veneta diretta dal maestro Titotto. E la serata sarà presentata dalla storica dell'arte e scrittrice Federica Morello. Per me è un grande onore poter dirigere questo concerto alla testa di un'orchestra nuova, un'orchestra giovanile, Filarmonia Veneta, che si è di fatto appena costituita grazie a una serie di intense selezioni di ragazzi provenienti dai conservatori e dalle istituzioni formative di alta formazione musicale della Regione Veneto. È una bellissima occasione, secondo me, per portare appunto un po' di Veneto nella capitale. Come ho detto nella battuta prima con i maestri, forse questo è un modo anche per esaltare la nostra anche autonomia, la nostra identità veneta nell'ambito di Roma, che è la capitale, quindi un'identità all'interno dell'Unità d'Italia.